Ricetta perfetta per delle pizzette siciliane proprio come quelle del bar, perché sono quelle del bar. Ingredienti: 1 kg farina 00, 20 g sale fino, 100 g strutto, 100 g zucchero, 25 g lievito di birra fresco, 500 ml acqua tiepida, 10 g miglioratore. Se non lo trovate potete farne a meno, io non trovandolo non lo uso. Mozzarella, preferibilmente senza latte. Per le cartucciate, uovo per spennellare e semi di sesamo. Lavorare farina e strutto. Aggiungere lo zucchero, il lievito sciolto in metà acqua. Nell'altra metà sciogliere il sale, aggiungi dopo qualche minuto di lavorazione. Lavorare l'impasto per 10 minuti. Ed altri 5 minuti a mano. Dopo aver lavorato l'impasto a mano per 5 minuti, lasciar riposare a lievitare per 4 ore. Formare delle palline di 100-120 g ciascuna. Riposare 30 minuti coperti. Vi consiglio dei teli di plastica idonei per alimenti, usati molto in pizzeria e ristorante. L'impasto starà molto più al caldo, permettendogli di fermentare, lievitare e maturare, grazie anche all'umidità che verrà conservata. In più evita di seccarsi, soprattutto nei periodi più caldi, ma attenzione, raggiungerà anche la lievitazione in meno tempo, perché è più isolato dalle temperature esterne rispetto al solito panno. Stendere dei dischi di 40 cm
Condire con pomodoro, prosciutto, mozzarella, preferibilmente senza latte, ma se usate quella con latte potete eliminare il latte, strizzarla per bene e stringerla così tanto da romperla tutta, posizionarla al centro e adagiare sopra un'oliva nera denocciolata. Questa è la classica, ma potete condirla con i vostri condimenti preferiti o lasciarla anche solo con pomodoro. Potete fare anche le cartucciate, dei calzoni ripieni e chiusi, spennellati con tuorlo e spolverati con semi di sesamo. Infornare a 250 gradi in modalità ventilato o funzione pizza per 10-15 minuti. Poi dipende sempre anche dal vostro forno. I minuti possono variare, devono essere ben dorate come nel video. Se vi piacciono le mie ricette e volete vedere più contenuti, non dimenticate di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e condividere i video con i vostri amici. Grazie a tutti e alla prossima ricetta. Attiva la campanella!